tutti i rappresentanti delle istituzioni che hanno fatto interviste su Rete Veneta hanno detto che la popolazione era informata, e smentisco totalmente, qua ci sono delle altre persone che possono confermare che non sapevano niente. La popolazione non sapeva nulla. Sono sempre più agguerriti i residenti di San Vito di Bassano in merito all'ipotesi di realizzazione di un'ecopiazzola sull'unica area verde del popoloso quartiere cittadino. Smentiscono chi, anche al nostro microfono, ha dichiarato che erano stati proprio loro ad appoggiare il progetto. Noi non stiamo chiedendo qualcosa, noi difendiamo i nostri diritti di avere un decoro, perché è decoroso qua. Non possiamo noi permettere che una zona residenziale molto bella di avere una discarica qua. Hanno già installato un'antenna dall'oggi al domani, da un'ora all'altra, che è una cosa vergognosa e non c'è problema a dirlo. Vogliono adesso rovinare anche un altro pezzo di terra che giustamente è stato iniziato per i cani, per gli animali, ed è giusto che rimanga come è nato. Questo quartiere non è del comune, ripeto, è nostro. E neanche dell'Etra, al presidente Frasson di Etra. Mi spieghi, per cortesia, in che senso noi cittadini dovremmo pagare? Perché questa è una simil minaccia e a noi non piacciono questi atteggiamenti. La paura maggiore, oltre al degrado del rione, è che venga tolta la raccolta porta a porta, fondamentale vista la presenza di tante persone anziane, e avanzano 3 richieste precise a chi si troverà ad amministrare Bassano. E noi non vogliamo l'ecopiazzola, non vogliamo perdere la raccolta porta a porta, non vogliamo che l'area verde sia vincolata, per non parlare del fatto di 2-3 mila macchine che si muovono 2-3 volte alla settimana per portare la sportina di immondizia qua davanti, con le strade che ci sono. Voglio dire, bisogna secondo me riflettere sull'imbecillità artificiale